Buongiorno, ben ritrovati Focus TG, Rete Veneta, tutte le notizie in diretta come sempre con i collegamenti con i nostri colleghi, le troupe che si trovano in questo momento sul territorio. Tutte le notizie, saremo insieme rigorosamente in diretta fino alle 13:30. Sono tante le notizie che vi dobbiamo dare, la cronaca nera in apertura come sempre di questa edizione dei nostri notiziari. La cronaca nera che ci porta a Padova, siamo in cavalcavia a Chiesa Nuova dove le volanti della questura allertate da un passante hanno trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Allora noi in apertura di questa nostra edizione del telegiornale andiamo subito a collegarci con la nostra Valentina Visentin, con la quale la vedo già collegata insieme a Cristian Roch Allende. Valentina, buongiorno, in apertura siete voi, raccontaci che cosa è accaduto. Sì, buongiorno da Padova, siamo sul cavalcavia Chiesa Nuova dove ieri notte è stato ritrovato proprio in questo punto tra le sterpaglie il corpo senza vita di un uomo in avanzato stato di decomposizione. A dare l'allarme alla questura di Padova un passante che ha sentito il forte odore e ha notato il corpo senza vita nascosto tra le sterpaglie proprio in questo punto del cavalcavia che costeggia la pista ciclabile e pedonale. Sul corpo sulla posto è intervenuta subito una pattuglia delle volanti e vista la zona impervia sono stati subito chiamati i vigili del fuoco per recuperare il corpo. I vigili del fuoco di Padova utilizzando delle tute apposite si sono calati in questo punto e dopo un po' sono riusciti a recuperare la salma. Qui anche la polizia scientifica e la squadra mobile per i rilievi. Da un primo esame sul corpo non ci sono segni di violenza o ferite, quindi sembra essere esclusa l'ipotesi di una morte violenta. L'uomo però non è ancora stato identificato. Era in avanzato stato di decomposizione e quindi molto probabilmente era lì già da qualche giorno. A chiarire ovviamente le cause del decesso ci sarà l'autopsia che è stata già disposta, però i poliziotti hanno ritrovato alcuni indumenti e in questi indumenti c'erano dei documenti, quindi pare che il corpo senza vita possa essere di un uomo dell'est Europa di 49 anni senza fissa dimora, dedito all'uso di alcol, che proprio pochi giorni fa era anche stato identificato dalle volanti durante un controllo del territorio e proprio era stato controllato, aveva mostrato i documenti che sono stati ritrovati in quei vestiti, gli stessi che aveva durante il controllo, quindi molto probabilmente si tratta di una 49enne dell'est Europa con appunto problemi di alcol senza fissa dimora, quindi potrebbe essersi sentito male a causa del consumo di alcol, essere caduto in questo punto impervio dove ha trovato la morte, dove è stato recuperato ieri sera. Ovviamente le indagini continuano per chiarire tutti i dettagli di questa vicenda. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie alla nostra Valentina Visentin. Avete visto il guardrail del cavalcavia e la siepe che lo costeggia. Ricordo, siamo a Padova lungo cavalcavia Chiesa Nuova. Ci spostiamo invece adesso su Vicenza. Anche qui in apertura c'è la cronaca nera con diversi raid in azienda. Siamo proprio a Vicenza. Noi abbiamo lì sul posto per noi la nostra Luisa Bertini, che è riuscita anche ad intervistare uno dei titolari delle aziende prese di mira. Ve la facciamo ascoltare. Un raid notturno qui nella zona industriale di Molina di Malo, dove i ladri hanno visitato diverse aziende tra via dell'artigianato e via del lavoro, portando via solo poche monetine e fortunatamente con danni contenuti. Ma sentiamo insieme il racconto di uno dei titolari. Che cosa è successo? È successo che abbiamo avuto una visita non gradita, nel senso che sono entrate delle persone all'interno dell'azienda e hanno preso quello che potevano. Immagino abbiano avuto poco tempo, quindi hanno aperto un po' di cassetti e hanno cercato di portare via
quello che potevano portare via di leggero, perché hanno lasciato qua delle cose che magari erano un po' più importanti, perché i PC, queste cose qua che sarebbero state sicuramente un danno peggiore, sono rimaste dove erano. Ecco, monetine e cellulari, e sono entrate dalla parte posteriore del capannone? Sì, monetine, cellulari, un po' di cassa che avevamo in ufficio amministrazione sono entrate dal portone laterale. L'allarme è suonato, però evidentemente il tempo che è passato è stato sufficiente per fare quel poco di danno che hanno fatto. Restiamo su Vicenza, notizia dell'ultima ora, un uomo in via Campanari si è ferito con una motosega, eccola qui la notizia è battuta per primo dal giornale di Vicenza, è accaduto questa mattina in un campo, appunto via dei Campanari, un sessantenne stava tagliando la legna, ricoverato al San Bortolo di Vicenza, è stato subito soccorso dai passanti che hanno visto appunto l'uomo in difficoltà. Siamo ancora a raccontarvi di una notizia di cronaca accaduta in territorio padovano, ma in realtà la morte risale ad un bagno a Vieste. A morire è proprio un uomo che viveva a Padova, a Teolo, tra l'altro era stato per diversi anni all'interno del direttivo della squadra di volley del Teolo. Andiamo a vedere. Sarebbe stato colto da un malore improvviso mentre il mare diventava più mosso. È morto così Orfeo De Santi, il turista padovano di 64 anni, deceduto ieri mentre faceva il bagno in mare con la moglie a Vieste. Secondo le informazioni della Capitaneria di Porto, intervenuta sul luogo della tragedia, l'uomo era in acqua con la moglie in località Punta delle Sirene alla fine di Lungomare Mattei e stavano nuotando quando il mare si è ingrossato. La donna è riuscita a raggiungere la riva, ma il marito no, ed è scomparso tra le onde. Immediati i soccorsi del bagnino e del suo M118. Quando il corpo di Orfeo De Santi è stato recuperato sono iniziate le manovre di soccorso, ma per lui non c'era già più nulla da fare. Le ipotesi sono due: la prima che sia stato colto da malore e sia annegato, oppure anche l'inverso, mentre stava annegando è stato colto da malore. Orfeo De Santi viveva con la moglie e le 3 figlie a Teolo, era un dirigente della squadra di volley del suo comune, molto stimato. La società lo ricorda con un messaggio di vicinanza alla famiglia. Orfeo De Santi è la 4ª vittima padovana mentre è in vacanza. Prima di lui Davide Baggio, morto in un incidente in auto a Luxor in Egitto, la psicologa Margherita Salvucci, risucchiata da un'onda in una piscina naturale di Madeira in Portogallo, e Carla Bastarolo Visentin, 73enne di Loreggia, scomparsa la settimana scorsa da Stintino in Sardegna e ritrovata sabato cadavere tra gli scogli. Invece c'è ancora in piedi il giallo del Lido di una donna ritrovata cadavere nelle acque del Lido con un braccio lesionato. Potrebbe trattarsi anche di un gesto estremo, ma non è esclusa nessuna ipotesi. Vediamo il servizio di Lorenzo Maier. È di una donna veneziana di 67 anni, residente nel sestiere di Castello, nella zona di via Garibaldi a Venezia, il corpo senza vita affiorato mercoledì sera, poco prima delle 23, dalle acque della laguna in riviera San Niccolò al Lido di Venezia. Il recupero da parte di un gruppo di ragazzi in barchino che, mentre transitava nella zona tra il Russo Palace e l'Hotel Villa Mavapa, ha visto improvvisamente davanti a sé una strana sagoma in acqua e, dimostrando grande civiltà e tempismo, si è subito fermato per prestare aiuto e soccorso. Per i rilievi stanno procedendo gli agenti della polizia locale. Sul porto sono arrivati mercoledì sera carabinieri, capitaneria di porto e vigili del fuoco, oltre alla polizia locale. Recuperato il corpo, si è capito purtroppo subito che la donna era già morta, probabilmente per annegamento, e quindi sono iniziate le procedure per l'identificazione della vittima. Potrebbe essere stato un gesto estremo a provocare la morte oppure una caduta accidentale. Al momento non si può escludere alcune ipotesi. La donna, vedova, viveva da sola a casa. Le 2 figlie, che ieri non erano riuscite a contattarla, oggi hanno tentato di mettersi nuovamente in contatto con lei. Non riuscendovi, stamattina si sono presentate alla polizia locale per fare denuncia. Alcuni elementi descrittivi coincidevano con il ritrovamento del cadavere di poche ore prima, quindi in obitorio è avvenuto il riconoscimento della povera vittima. Siamo ora di nuovo nella Marca trevigiana, vedo collegato il nostro Lucio Zanato, a Ponte della Priola, un incidente con un'auto che è finita praticamente contro il muro di un ristorante. Lucio, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Mi trovo praticamente nella rotatoria, anzi nello spartitraffico che collega la Ponte Bana con il ponte della Priola in direzione Treviso, per intenderci. Un punto nodale, un punto di traffico estremo a tutte le ore, forse un po' meno al mattino, ma il punto dove questa mattina intorno alle 4 una BMW grigia è letteralmente volata sopra questo spartitraffico per finire, come vedete, sul muro di questo ristorante cinese. Mentre attendavamo di fare il collegamento, sono tanti gli automobilisti che passando ci hanno detto prima o poi doveva capitare. Perché? Perché quando si sale da Treviso verso Conegliano, l'invito per arrivare verso il ponte della Priola è quasi ad accelerare, perché è tutto, diciamo, un rettilineo, e quindi nella notte, probabilmente alle 4, un colpo di sonno, chissà che cosa, questo ha permesso un'accelerazione importante che non solo ha fatto volare la BMW completamente sopra questo spartitraffico, ma l'ha fatta schiantare su per quel muro. La cosa particolare, la notizia nella notizia, è che il conducente è uscito illeso, è uscito con le proprie gambe da questo disastro, e devo dire è una cosa davvero particolare, perché l'impatto è stato violentissimo. Come vedete c'è ancora l'olio del motore, come dire, che ha dipinto il muro, e poi naturalmente nel colpo ha ceduto parte del muro stesso di una delle finestre che guardano il ristorante, e anche tutto il fisso. Questa mattina hanno provveduto alla rimozione, il ristorante continua comunque a lavorare perché, essendo cemento armato, la struttura non ha subito lesioni importanti. Dicevamo appunto illeso il conducente, che comunque è stato condotto all'ospedale di Conegliano per degli accertamenti. Risulterebbe negativo al test alcolimetrico, quindi quasi sicuramente un colpo di sonno. La riflessione per questo incidente, al di là del lieto fine, chiamiamolo così perché ci sono solo danni alle strutture e non alle persone, è che molto probabilmente questo spartitraffico andrebbe un po' rinforzato, per evitare che magari qualcun altro continui a volare e a finire magari in questo piazzale o in questo ristorante in un'ora diversa, che siano le 4 del mattino, quindi quando qui dentro c'è gente e sul piazzale magari qualcun altro sta, come in queste sere, godendo il fresco. E con questo è tutto, ti restituisco la linea da Ponte della Priola. Grazie al nostro Lucio Zanato. Allora noi con le notizie continuiamo a parlarvi della Marca Trevigiana. Siamo a Gaiarine, dove è divampato un vasto incendio che ha distrutto un capannone adibito a ricovero attrezzi dotato di impianto fotovoltaico. Il rogo è divampato in via Barsè. Ad andare a fuoco è stato però un capannone all'interno di una proprietà privata. Dentro l'edificio c'erano 2 trattori, altri macchinari agricoli andati completamente distrutti. Sul posto sono intervenute squadre di vigili del fuoco da Conegliano e Motta di Livenza. In supporto sul posto anche 2 autobotti e 2 autopompe da Pordenone all'autoscala Treviso, per un totale di 14 operatori al lavoro. Tutta ancora da chiarire le cause dell'origine del rogo, ma le prime ipotesi sembrerebbero propendere per un guasto all'impianto fotovoltaico sul tetto del capannone. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta, vista l'imponente nube di fumo alzatasi dal capannone in fiamme. Su Facebook il comune di Gaiarine ha pubblicato un appello alla cittadinanza. Per precauzione, si legge, tenete chiuse le finestre. Le operazioni di vigili del fuoco di completo spegnimento e bonifica sono proseguite per tutta la notte. Allora noi adesso ci spostiamo a Treviso, quindi restiamo comunque nella Marca trevigiana, perché ieri si sono vissuti davvero attimi di paura in centro, in Calmaggiore, quando un uomo con una pistola in mano è entrato all'interno della storica farmacia per chiedere dei soldi che gli sono stati dati, circa 600 euro il bottino. Una delle prime persone a far visita alle farmaciste che hanno vissuto questi momenti così difficile è stato proprio il sindaco Mario Conte, che il nostro Lucio Zanato ha intercettato all'uscita. Sindaco, buongiorno, è venuto a portare la solidarietà della città. Certo, questi sono episodi che non siamo abituati a viverli e non vogliamo abituarci. La vicinanza di tutta la città alle 2 farmaciste vittime ieri della rapina nel cuore di Treviso. L'azione, con quella che è sembrata la pistola scoperta da un calzino di un lupo solitario, verso le 14:30, raccontata così da una delle 2 protagoniste. È semplicemente entrato, ha fatto il giro del bancone, ha puntato la pistola, mi ha detto dammi i soldi.
Gli ho detto prenditeli, no, dammeli tu, glieli ho dati. Io ero anche abbastanza tranquilla, non so se poi è carattere o magari non realizzazione di quello che stava, di quello che stava succedendo, però ero tranquilla. E adesso? Sono uguale, sono veramente tranquilla e uguale, nel senso non è cambiato niente per quanto mi riguarda. Ho continuato a lavorare anche ieri dopo che è successo, quindi non... Giovane di media altezza, italiano ma senza accento veneto, si è presentato con berretto ed occhiali neri come un qualsiasi turista. Sembra che abbia atteso il momento in cui la farmacia non aveva altri clienti e quindi probabilmente era qui fuori che passeggiava, attendeva il momento buono per entrare in una condizione ideale per non creare più di tanto confusione o allarmismo. Quanto ha portato via, che avete contato più o meno? Sui 500-600 euro. Poi un particolare che rende inusuale l'azione. Mi ha ringraziata e poi è andato via. Ah, poi anche ha detto grazie? Sì, mi ha detto grazie e poi è andato via. Inusuale anche per la selva di telecamere che l'hanno ripreso, immagini ora nelle mani della polizia per le indagini. Stiamo lavorando in sinergia con la questura e con i carabinieri, insomma lasciamoli lavorare, diciamo che le modalità sono abbastanza così strane per una rapina, nel senso che a volto scoperto, in pieno centro, su una zona che è davvero piena di telecamere, però evidentemente la disperazione di questa persona l'ha portata a fare questo gesto. Per il sindaco comunque un caso isolato. Continuiamo a vivere in una città assolutamente sicura, episodi come questo non vanno bene e dobbiamo lavorare perché non avvengano, però poi non dobbiamo nemmeno farci prendere dal panico nel momento in cui un disperato fa questo tipo di azione. È un fatto isolato, grave, ma resta isolato. Pochi metri più in là, il comando provinciale dei Carabinieri di Treviso, in questo momento c'è la nostra Daniela Sizzia, conferenza stampa, hanno individuato i carabinieri i responsabili di diversi furti e rapine in banca, un bottino milionario con la cassaforte, se così si può dire, a Caorle. Ma ci racconta tutto la nostra Daniela. Daniela, buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori. Si hanno identificato ed arrestato uno dei rapinatori, l'altro invece ancora latitante, lo stanno cercando. Sono responsabili di 3 furti, 2 nel Trevigiano, uno invece compiuto ad Ortisei, malviventi violenti che minacciavano i clienti. Io sono in compagnia del capitano Francesco Galante, comandante della compagnia dei Carabinieri di Vittorio Veneto. Intanto buongiorno comandante. Buongiorno. Ecco, loro utilizzavano lo stesso modus operandi per tutti e 3 i colpi. Sì, questo modus operandi avveniva essenzialmente attraverso 2 dettagli. Il primo era l'utilizzo di 2 autovetture, una in uso a un connazionale dei 2 effettivamente indagati e legittimamente posseduta, ed inoltre utilizzavano un'autovettura rubata per lo scopo. Questo è stato ripetuto in tutte e 3 le rapine. Questo veniva fatto per cercare di eludere sia i controlli delle forze di polizia in strada, nonché le letture targhe e le vari sistemi di videosorveglianza che ci sono appunto in tutto il Triveneto. Quindi essenzialmente i soggetti utilizzavano l'autovettura appunto pulita per arrivare negli immediati pressi dell'istituto di credito, per poi saltare entrambi su l'autovettura rubata, compiere appunto la rapina e poi fare il percorso a ritroso, abbandonando sistematicamente l'autovettura rubata. Insieme a questo diciamo sistema, per eludere invece la videosorveglianza degli istituti di credito, uno dei 2 soggetti si travisava con l'uso di parrucche e occhiali da sole e anche alcuni capi di abbigliamento. Le rapine venivano sempre compiute con un certo indice di violenza, perché hanno utilizzato taglierini o comunque oggetti appuntiti, appunto minacciando di utilizzarli nei confronti dei clienti che sfortunatamente si trovavano all'interno, ecco, delle banche, e inoltre in 2 delle 3 rapine commesse hanno utilizzato anche un'arma che poi abbiamo appurato fosse un fucile ad aria compressa. Di queste 3 rapine in realtà 2 si sono fermate nella forma appunto tentata, quella a Vittorio Veneto e quella a Motta di Livenza, mentre effettivamente è stata consumata riguardo a quella di Ortisei.
Ecco, dicevamo insomma che è stata davvero fondamentale la collaborazione dei cittadini, perché grazie a loro e alle loro segnalazioni è stata individuata una delle due vetture e da qui poi si è potuti insomma identificare i due rapinatori. Effettivamente è accaduto così in Vittorio Veneto, poiché durante il passaggio dall'autovettura appunto rubata a quella che possiamo definire pulita, questo è avvenuto in circostanze sospette ed è stato notato da un cittadino vittoriese che poi ha riferito il dettaglio soprattutto quando ha capito che questo movimento sospetto è avvenuto pochi minuti dopo la commissione della rapina in Vittorio Veneto. Una volta appunto avuti questi dati è stato ricostruito sia il percorso di entrambe queste autovetture e soprattutto è stato capito anche grazie ai controlli di polizia operati appunto contro l'autovettura pulita, è stato possibile capire chi ne fosse realmente l'utilizzatore e impiegando appunto questi dati insieme a quello che è stato effettivamente visto nelle telecamere di sorveglianza siamo riusciti a identificare entrambi in maniera compiuta. Ecco, come dicevamo, uno dei due è ancora latitante, lo stanno cercando, potrebbe essere ancora in Italia ma anche potrebbe essere scappato, comunque essere uscito dall'Italia, quindi essere all'estero. L'altro è stato trovato invece in territorio veneziano. Sì, dei due soggetti, mentre uno è ancora attivamente cercato ed è verosimile che non sia nel territorio nazionale, e questo per il particolare modo di vivere del soggetto, piuttosto che come reazione alla misura cautelare effettivamente eseguita nei confronti del secondo soggetto. Per quest'ultimo invece è stato possibile individuarlo e arrestarlo in un'abitazione isolata entro il comune di Caorle, grazie anche alla collaborazione di quell'arma locale che ha monitorato costantemente il soggetto in collaborazione con appunto i militari di Vittorio Veneto. Questo appunto cittadino albanese di circa 40 anni è stato anche trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, nel caso di specie 13,5 kg di hashish. Questo soggetto era tra l'altro irregolare sul territorio nazionale e probabilmente questo deve essere stato il dettaglio appunto dietro la disponibilità di questa sostanza stupefacente. In altre parole si faceva forte del fatto che le istituzioni non sapessero che fosse rientrato appunto Ecco Anna, come ti abbiamo detto, ovviamente è tuttora ricercato invece il secondo rapinatore, insomma indagini che come hai potuto capire insomma hanno permesso l'arresto almeno di uno dei due e l'altro comunque è tuttora ricercato, malviventi violenti, lo ricordiamo, che minacciavano i clienti all'interno delle banche. Se non hai domande Anna io ti restituisco la linea. Grazie alla nostra Daniela Sizia per questo collegamento, buon lavoro Daniela. Noi dobbiamo andare ora lungo la Valsugana, siamo nel comune di Valbrenta con il sindaco Luca Ferrazzoli, vedo la nostra Vanessa Banzato collegata perché evidentemente siamo all'apertura dei primi weekend da Bollino Rosso e sulla Valsugana sono attese centinaia di migliaia di veicoli, eppure pare che ci siano ancora dei lavori in corso. Vanessa, buongiorno. Buongiorno a te Anna e a tutte le persone che ci stanno seguendo. Hai detto benissimo, si apre la stagione degli esodi appunto estivi e scusate. La stagione, perdonatemi la tosse, si apre la stagione degli esodi estivi, Valsugana, statale Valsugana è la sorvegliata speciale perché sappiamo che è una delle arterie più trafficate come transito nord-sud e viceversa. Tra l'altro con il sindaco Luca Ferrazzoli ci troviamo in uno dei punti neri della viabilità lungo la Valsugana, ovvero il semaforo di Carpanè. Si attendono centinaia di migliaia di veicoli in transito, soprattutto nel fine settimana, quindi sindaco, bollino nero come hai appena detto anche tu Anna, però ecco ci sono tantissime criticità che vanno ancora da sistemare e nel frattempo stanno continuando anche i lavori che sta portando avanti ANAS per la sistemazione di questa strada. Sì, diciamo che questa è un'arteria che, come si nota anche in questa giornata, insomma, è molto trafficata.
lo è a maggior ragione dopo il completamento della pedemontana veneta, della superstrada pedemontana veneta, perché come si vedono dalle targhe, insomma, che stanno passando qui a noi, è diventato il punto di riferimento anche per gli stranieri, gli olandesi, i tedeschi, per raggiungere le località di mare, perché è la via più corta e anche meno costosa. E da questo punto di vista quindi le criticità aumentano, lo aumentano nel periodo estivo, ma aumentano giornalmente sempre. E lo sono di più perché quest'anno, oltre ai rallentamenti creati dal semaforo di Carpanè, ci sono delle situazioni di restringimento di corsia da parte di ANAS per dei lavori di manutenzione e quindi di sostituzione del guardrail centrale con dei New Jersey in cemento, e ovviamente dove ci sono dei restringimenti ci sono dei rallentamenti. Se pensiamo insomma che si passa da 2 a 1 corsia per senso di marcia per più di 10 km, la situazione è preoccupante. Ecco, lavori che andranno avanti per quanto ancora, Sindaco, si può capire? Beh, per alcuni mesi sicuramente. E tra l'altro sono aggravati dal fatto che anche all'imbocco di Enego e quindi per il viadotto di Enego si stanno completando da tempo delle messe in sicurezza, e quindi con chiusura nell'accesso per da Enego. Insomma, sono tutte delle situazioni che danno occasione, insomma, di ingorgo. Ecco, tra l'altro c'è anche tutta la questione del post frana che si è verificata proprio lungo la Valsugana, con anche deviazioni e al traffico, soprattutto legate al traffico pesante. E com'è oggi la situazione? Nel senso, chiunque può transitare oggi sulla Valsugana? No, c'è ancora una limitazione di peso oltre una certa taratura, però tendenzialmente per quello che è il traffico normale, insomma, si passa agevolmente. Ovviamente con tutte le attenzioni del caso, perché ad esempio anche stamattina proprio nella località per il completamento di alcuni lavori messi in sicurezza, anche lì c'era un restringimento di carreggiata. Quindi se pensate che poi questo avviene anche a sud e sono tutte occasioni in cui vi è un rallentamento, poi diciamo il rallentamento si propaga per tutta l'arteria. Mai come in questo momento soprattutto l'ipotesi di realizzazione della Valdastico Nord sarebbe davvero un toccasana, soprattutto per questo tratto stradale. Sì, noi ovviamente pensiamo di sì. Dopo c'è un ulteriore ragionamento da fare, nel senso che con la frana noi abbiamo visto che c'è un bacino di territorio bellunese e trentino che è necessariamente servito da questa arteria. Quindi parliamo di tutto il Lago Rai, parliamo di tutto il Primiero, e quindi noi ovviamente pensiamo che il completamento della Valdastico Nord sia importante, ma sia importante l'ammodernamento di questa tratta. Su questo, dopo la nostra nuova elezione, abbiamo già avuto un incontro in Regione con la vicepresidente De Berti e con ANAS, perché dobbiamo ricordare che ci sono 8 milioni che sono destinati alla progettazione della messa in sicurezza di questo tratto, e quindi il passo successivo a breve saranno incontri sul territorio con ANAS per risolvere quelle che sono le due criticità maggiori. Questo che voi vedete, quindi trovare un bypass per Carpanè in modo di superare le criticità legate al semaforo e dare un'entrata decorosa a San Nazario. Quindi si può dire che si lancia davvero un appello a Regione e a Governo per la sistemazione definitiva di questa strada? Sì, si lancia un appello, ovviamente poi l'appello è rivolto anche a noi, nel senso che bisogna dire che i soldi ci sono per la progettazione, e finché non si ha un progetto in mano con costi, con idee, risulta anche difficile andare a chiedere fondi allo Stato. Quindi è fondamentale accelerare sulla progettazione per poi andare sui tavoli che contano e portare la soluzione che il territorio vuole. Ecco, prima di chiudere, che prospettive ci sono per questo ormai prossimo esodo estivo? Beh, le prospettive, per quanto si è detto, non sono buone, nel senso che i rallentamenti che si provocano con tutti questi restringimenti di corsia sono considerevoli. Se pensate che abbiamo avuto traffico e colonna in galleria d'Arcier, quindi con persone ferme in galleria, e poi fino oltre il confine regionale una settimana fa. Quindi l'aggravarsi della situazione con l'esodo estivo non può che destare preoccupazione. Ecco, hai sentito, Anna, una situazione davvero difficile per questa trafficatissima arteria di collegamento nord-sud e viceversa. Da Valbrenta è tutto, ti ricedo la linea. Grazie
Grazie alla nostra Vanessa. Allora noi in qualche modo restiamo in territorio vicentino per farvi ascoltare l'urlo disperato dei sindaci del Vicentino, i comuni colpiti dal maltempo che ancora stanno attendendo i ristori. Sapete che il maltempo, questo maltempo estivo così violento, ha colpito molto la Marca Trevigiana e i comuni di Verona e di Vicenza. Summit tra i sindaci vicentini. Ascoltiamo le loro voci. Un summit convocato in provincia lunedì, vertice tra i sindaci dei comuni del Vicentino che hanno subito i danni maggiori del maltempo dei mesi scorsi. A farsi portavoce dell'esigenza dei primi cittadini, Moreno Marsetti di Malo, che da tempo conduce il pressing per capire quali saranno gli interventi orientati alla prevenzione sui territori e per avere risposte sui ristori, visti i danni rilevati sia al patrimonio pubblico sia ai privati. Basti pensare che quelli stimati solo sui 3 comuni di Malo, Monte di Malo e Isola Vicentina per quanto riguarda il patrimonio pubblico si aggirano sui 20 milioni di euro. Enti comunali alle prese con i tagli e che non riescono a far fronte alle emergenze lanciano l'SOS agli enti e ai parlamentari vicentini. Di qui la richiesta accolta dalla prefettura di convocare il summit, cui sono stati chiamati ad intervenire non solo i sindaci ma anche i rappresentanti dei vari enti come il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, il Genio Civile, Viacqua, i parlamentari vicentini e il presidente ANCI Veneto Mario Conte. Nel Vicentino restiamo, andiamo nella città capoluogo, parla l'ex sindaco Francesco Rucco e il suo messaggio questa volta è rivolto all'attuale sindaco Giacomo Possamai affinché spinga per far avere il taser anche agli agenti di polizia locale alla luce di tutti gli ultimi episodi di degrado e poca sicurezza avvenuti in città. Il sindaco Possamai insiste ancora nel non voler concedere il taser alla polizia locale di Vicenza. Date il taser ai vigili, parola di Francesco Rucco. L'ex sindaco si era già mosso ai tempi in cui era lui il primo cittadino di Vicenza. Poi di attrezzare gli agenti di polizia locale con quello che si può considerare un vero e proprio fucile a impulsi elettrici non se n'è più parlato. Adesso il tema torna di attualità con l'annunciata sperimentazione del taser da parte dei vigili di Milano, dove ad amministrare c'è il centro-sinistra del sindaco Giuseppe Sala, che durante la campagna elettorale era venuto a Vicenza a sostenere Giacomo Possamai. E qui arriva la richiesta di Francesco Rucco che il Consiglio Comunale avvii un confronto tra maggioranza e opposizione di centrodestra per discutere l'introduzione del taser. A Milano il Comune ha dato il via libera per attrezzare gli agenti, per affrontare situazioni critiche. A Vicenza non ci sono segnali in questa direzione e Francesco Rucco tira per la giacchetta Giacomo Possamai perché si attivi per il taser. A Milano il sindaco Sala, suo mentore, invece lo concede in accordo con l'opposizione di centrodestra. È evidente la necessità in città di misure concrete e il taser è una di queste. Aspettiamo quindi l'adozione, come a Milano, anche a Vicenza del taser. E a Vicenza c'è la maxi operazione della Guardia di Finanza, accusa di frode fiscale e bancarotta. Stiamo parlando del commercio di pneumatici. Sono 8 società coinvolte, le province sono le più disparate: Vicenza, Padova, il comune di Albignasego, Mestrino e poi ancora a Venezia. Ci sono diversi indagati e 2 arresti. Sono le prime luci dell'alba quando le fiamme gialle entrano in azione. Fari puntati su una presunta frode fiscale di grandi dimensioni. 2 arresti, 13 indagati, 21 perquisizioni, 8 società coinvolte tra Vicenza, Padova, Albignasego, Mestrino e Venezia. Misure cautelari nei confronti dei 3 amministratori di una società che commercia pneumatici. Ordinanza di custodia in carcere per un 56enne di Montegalda, arresti domiciliari per la compagna romena di 43 anni, obbligo di dimora a Sandrigo per un 58enne. Secondo gli investigatori, l'imprenditore di Montegalda, già arrestato e condannato per analoghe condotte fraudolente, durante il periodo di detenzione al 2 Palazzi di Padova, sarebbe riuscito a riorganizzare la struttura operativa grazie anche a diverse teste di legno, formali amministratori di 3 società utili a emettere fatture false. Ma c'è di più.
Mentre appunto si trovava detenuto a Padova, quindi sempre a seguito della prima indagine per la quale era stato condannato, diciamo così, il vertice del sodalizio, quindi l'imprenditore, è riuscito ad ottenere la scarcerazione facendosi affidare ai servizi sociali, in realtà indicando di prestare manutenzione appunto come piccolo manutentore presso un'associazione dilettantistica sportiva di rugby, grazie a delle false attestazioni che sono state rilasciate dal presidente e da uno degli allenatori di questa associazione dilettantistica di Vicenza. Mentre veniva riorganizzata la struttura, secondo gli investigatori sarebbero state anche svuotate altre 2 società utilizzate nella precedente frode fiscale, aggravandone la situazione con più di 40 milioni di debiti soltanto nei confronti dell'erario. Per questo è stato dichiarato il fallimento ed è scattata la denuncia per bancarotta fraudolenta. L'imprenditore, per la Guardia di Finanza, avrebbe agito coadiuvato dalla compagna e dal figlio, ma anche da un ragioniere 47enne di Albignasego che non si sarebbe limitato a un contributo professionale, ma, secondo le Fiamme Gialle, avrebbe tenuto in vita il core business del sodalizio, fornendo in prima persona gli strumenti giuridici per reiterare le presunte condotte criminose. Le indagini hanno permesso di ricostruire l'emissione di fatture per presunte operazioni inesistenti per più di 28 milioni di euro, con conseguente IVA evasa per oltre 3 milioni di euro, consentendo così di vendere anche online gli pneumatici alla clientela finale a prezzi illecitamente concorrenziali. Abbiamo sequestrato numerosa documentazione anche informatica e adesso ci dedicheremo, sotto la direzione del pubblico ministero, all'analisi di tutto questo materiale. E poi andiamo ad Olo con il furto alla gioielleria. Pensate, anche in questo caso hanno usato l'auto come ariete, di auto ne avevano 2, la seconda l'hanno usata per scappare, il bottino è di oltre 100.000 euro. Noi abbiamo intercettato la rabbia di Marco Danieli, il titolare. Avevamo dei pezzi importanti in vetrina che sono stati portati via tutti e poi all'interno hanno rotto tutte le vetrine di vetro e hanno portato via ulteriori gioielli e indicativamente non saprei dire, penso dentro la mia testa attorno ai 100.000 euro. È il mio figlio, io l'ho aperto quando avevo 21 anni il negozio, sono partito senza niente, solo con debiti e quindi è logico che hanno preso parte di me. Ecco. Lotteremo, nel senso mi rimboccherò le maniche come ho sempre fatto. Sono le 3 del mattino quando un'auto, una Panda, tenta prima di sfondare la porta, poi la vetrata antisfondamento e alla fine riesce a scardinare la porta, il muro divelto. Entrano in 3, forse 4. È notte ma siamo in pieno centro, l'allarme scatta ma i banditi riescono a fuggire con il bottino a bordo di un'altra automobile scura. Parla Marco, gioielliere da 25 anni, da 5 qui in Piazza Cantiere. E io sono arrivato poco dopo e la vicina ha preso anche molta paura, ha chiamato anche lei i carabinieri e tutto, ormai nel frattempo erano già andati via e siamo stati fortunati che non sono entrati persone con pistole, con armi e quindi è successo di notte che noi non c'eravamo. L'occhio sempre attento ai clienti, diverse le chiamate fatte da Marco in questi anni alla vista di gente sospetta. Il furto nell'isola pedonale dove sono diversi i locali aperti anche fino alle 3 di notte, sciarpe, giubbotti, volti travisati, queste le immagini restituite dalle telecamere di videosorveglianza. Immagini ora nelle mani delle forze dell'ordine, stanno indagando i carabinieri. Il bottino potrebbe aggirarsi intorno ai 100.000 euro. Oltre alla refurtiva, danni anche al negozio, alle vetrine. Ripartire sarà dura. Ho molta rabbia e ci devono essere delle leggi molto più severe e dopo è logico, non fanno nulla quando vengono uccise le donne, non vengono uccisi bambini e viene fatto poco, sono protetti, fra 2 giorni, fra 3 giorni, fra un mese li prendono forse. Poi cosa vengono liberati subito, quindi no, tanto lo sappiamo tutti, è il rischio del nostro lavoro, è il rischio ormai di qualunque cittadino italiano, perché tanto non siamo protetti né qua né a casa né in nessun posto. Vince la delinquenza. Sanità, andiamo a Padova, ci sono i primi 2 casi di West Nile, 2 persone sono ricoverate all'ospedale di Schiavonia, sono davvero i 2 primi casi di contagio in Veneto.
Come ogni estate tornano i casi di virus West Nile, il virus trasmesso dalla zanzara comune. I primi 2 casi registrati in Veneto arrivano dalla Bassa Padovana, 2 anziani di 73 e 86 anni che sono stati colpiti da meningoencefalite e sono ricoverati nel reparto di neurologia all'ospedale di Schiavonia. È un dato che non ci sorprende in quanto già da un paio di settimane erano stati registrati nella parte sud della regione del Veneto delle zanzare con il virus, quindi trovando zanzare con il virus era verosimile pensare che alcune di queste potevano pungere soggetti fragili che manifestavano poi sintomi di malattia. È il caso appunto di queste 2 persone ricoverate con sintomi neurologici. Nella maggioranza dei casi il virus West Nile non ha sintomi, che invece si manifestano nelle categorie più fragili. Le condizioni di salute degli anziani attualmente ricoverati sono stabili. Essendoci le zanzare infette, quello della protezione personale con i repellenti, le maniche lunghe, i colori chiari e la zanzariera se si dorme la sera con le finestre aperte sono sempre le indicazioni fondamentali per proteggere la propria salute. Per evitare di essere punti dalle zanzare ci sono regole semplici come usare repellenti e vestirsi con abiti che coprono braccia e gambe se si esce dopo il tramonto o se si frequenta luoghi come orti dove le zanzare sono molto diffuse. In casa dotarsi di zanzariere e svuotare sempre sottovasi e ciotole di animali dove resta l'acqua stagnante. Restiamo in tema sanitario perché l'Ordine dei Medici di Padova ha realizzato un video per spiegare ai cittadini come si pratica un massaggio cardiaco per aumentare la possibilità di salvare la vita a una persona in arresto cardiaco. Metta le mani al centro del torace e prema forte e veloce. Con che ritmo? 120 bpm. 120 che? Le passo il supporto ritmo. Abbiamo un'emergenza ritmo. Mettimi in linea che gli do il beat. Comprimi il torace e tieni il tempo. È un ritmo rock ripetuto, è il suono della melodia che può salvare la vita. In un video che racconta una simpatica sfida a ping pong che finisce con il malore di uno dei 2 giocatori e la sua sfidante che si trova costretta a mettere in pratica le manovre di primo soccorso, il messaggio divulgativo lanciato dall'Ordine dei Medici di Padova che proprio con questo corto vuole spiegare a tutti come effettuare il massaggio cardiaco. Chiunque solo con l'utilizzo delle mani può sostituirsi a un cuore che cessa di battere, perché l'arresto cardiaco è proprio questo, un arresto del cuore. Le nostre mani poste al centro del torace ad un ritmo di musica che facilmente si ricorda, tengono in vita la persona, soprattutto il cuore e il cervello della persona, fino all'arrivo dei soccorsi. Nella provincia di Padova si registrano circa 1000 arresti cardiaci improvvisi all'anno e la percentuale di sopravvivenza non supera il 10%. La tempestività dei soccorsi, la capacità di fare un massaggio negli istanti seguenti l'arresto aumenta in modo esponenziale la possibilità di sopravvivenza e si può prevedere così di salvare non solo 80 persone su 1000 ma almeno 300 o 400. Il ritmo da tenere è quello dei 120 bpm, quello riprodotto con questa melodia da Davide Ferrario, musicista e chitarrista di Max Pezzali, brano che viene suonato nel video dal bassista Saturnino. Un loop che sia facilmente riconoscibile e facilmente, come dire, associabile a un tempo, perché poi quello che ci interessa è che la musica faccia immediatamente venire in mente appunto all'astante, al soccorritore, il tempo, i BPM per l'appunto che servono per rianimare, per tenere in vita la persona. Il video, che vede protagonisti attori e una dottoressa di medicina d'urgenza, spiega in modo divertente e preciso come si salva una vita. Il video è nato da un'idea della dottoressa Volpin, direttore del pronto soccorso di Schiavonia, e patrocinato dall'Ordine dei Medici, che lo divulgherà via social. Allora noi adesso saliamo in altopiano, dobbiamo parlarvi dei lupi che stanno continuando ad invadere le zone dell'altopiano, ma non solo. La fauna selvatica è e rimane un problema. A manifestare contro la fauna selvatica, a chiedere un contenimento del suo proliferare è proprio Coldiretti. Ma partiamo dai lupi che stanno invadendo l'altopiano.
Centinaia di capi predati ogni anno, con una media in crescita di oltre 800 animali divorati, uccisi, abbattuti a causa delle ferite. E la provincia che paga il tributo di sangue più pesante è sempre quella di Vicenza, dove ormai i branchi di lupi presenti nell'altopiano dei 7 comuni colpiscono ogni giorno malghe e allevamenti. Vacche da latte e da carne, manze, vitelle, pecore, capre e pure asini e cavalli finiscono quotidianamente nelle fauci dei selvatici, che sono stanziali nel territorio altopianese con 8 branchi e forse più. Il mondo agricolo non intende più sopportare tutto questo e il tema dei lupi è finito nel faldone che il comparto ha consegnato agli assessori regionali nel corso di una manifestazione di Coldiretti che ha portato migliaia di persone davanti al palazzo della regione di Mestre. Ai referenti regionali l'associazione di categoria ha fatto sapere che le predazioni avvengono anche di giorno e a ridosso delle aree urbane, tanto che spesso vengono uccisi e divorati anche cani e altri animali da compagnia custoditi nei giardini delle case. Negli ultimi giorni in altopiano sono state uccise 3 manze sopra Lusiana Conco e altri 2 animali della Malga Verde in Vallastaro, portando i gestori della struttura ad abbandonare anche alcuni pascoli perché troppo pericolosi. Prima i lupi avevano colpito a Malgamazze nell'area di Caltrano e ora sono molti i malgari che stanno pensando di chiudere anzitempo l'alpeggio per mettere al sicuro nella stalla i propri animali. Adesso i selvatici diventano motivo di pericolo pure per la circolazione stradale. Un esemplare è stato travolto e ammazzato vicino a Foza. Gli agricoltori sono esasperati ma non intendono mollare, però vogliono risposte dalla regione subito. Non ne possiamo più, le nostre aziende sono in grossa difficoltà, non possiamo mettere a rischio la sostenibilità economica delle nostre aziende in nome di qualche ideologia. Chiediamo un controllo, chiediamo un cambio di passo alla regione. È una questione non solo agricola, è una questione per tutta la società. Ricordiamo il ruolo dell'agricoltore nell'ambiente è fondamentale. Più agricoltura significa meno dissesto idrogeologico. Lo chiediamo a gran forza. Siamo la regione con più presenze turistiche, siamo la regione col patrimonio agroalimentare più importante di tutti. Non buttiamo al vento tutta questa nostra ricchezza. In altopiano la situazione spaventa, allora ascoltiamo adesso la prossima intervista dove ci occupiamo proprio di questo. Noi oggi siamo qui per dimostrare per la nostra vicinanza a tutti gli agricoltori, per i grandi predatori. Il lupo soprattutto, noi abbiamo il problema del lupo che non è solo un danno per gli agricoltori ma anche per il turismo e per tutta la cittadinanza. Non deve essere una preoccupazione per chi va a camminare nei sentieri, ma chi va a camminare nei sentieri deve sentirsi libero e protetto e adesso sinceramente non è protetto. Non ci deve scappare il morto prima che si faccia qualcosa per intervenire contro il lupo. E questa è la nostra proposta, non è di abbattere tutti i lupi, ma di trovare un equilibrio che c'era una volta e che adesso si è perso. Però non sono solo in altopiano i lupi, guardate le immagini che vi facciamo vedere, questi sono dei lupi che sono stati visti aggirarsi proprio in Valle San Floriano, sono 2 esemplari, dunque siamo in pianura direttamente dall'altopiano, sono scesi in pianura e siamo nel comune di Marostica. Queste fotografie che abbiamo recuperato raccontano della presenza di 2 esemplari di lupo in Valle San Floriano nel comune di Marostica. Noi ci spostiamo ora nel veneziano con la nostra Anna Maria Parisi che con Sandro Ponchio hanno realizzato uno speciale ad Altobello con la partecipazione di Carlo Garofolini di Adico per testimoniare il degrado e lo spaccio che ormai ad Altobello stanno facendo da padrone. A Mestre una quarantina le famiglie di Via Altobello, zona che dicono essere troppo degradata e per questo minacciano di non pagare l'affitto. Con Carlo Garofolini, presidente di Adico, l'associazione dei consumatori. Insomma, qual è l'intervento di Adico in tal senso? Allora, innanzitutto come Adico teniamo a ribadire quella che è una situazione di degrado generale che questo condominio dell'Ater sta imperversando da molto tempo, soprattutto perché i cittadini da molto tempo stanno cercando di capire cosa si può fare. Sono arrivati a minacciare di non pagare l'affitto. Allora, prima di arrivare alle vie legali è meglio pensare di trovare una soluzione che sproni le istituzioni o chi è responsabile a fare un intervento serio.
Ecco, loro denunciano il fatto di essere letteralmente barricati in casa perché sono sotto assedio di spacciatori, tossicodipendenti, si ritrovano sotto casa anche gli escrementi degli stessi, insomma una situazione veramente oltre il limite. Queste sono le informazioni che ci hanno dato e che ci hanno documentato. Noi sosteniamo il loro disagio e vogliamo anche dire non è l'unico, forse in questo momento è quello che è più significativo, però certamente c'è uno stato di degrado generalizzato che sta colpendo molti condomini e in questo caso particolare, essendo dell'Ater, sarebbe giusto invocare un intervento da parte della politica e anche dell'amministrazione comunale e anche dei vigili, se oltre al degrado ravvisiamo situazioni di spaccio, di delinquenza che vanno anche a mettere in pericolo queste famiglie. Ecco, quella è una zona che qui a Mestre possiamo paragonare un po' alle vele di Scampia per come è la situazione così pericolosa e anche degradato, è un eccesso. Speriamo di non essere qua a raccontare fatti di cronaca peggiori di quelli che oggi già i nostri campanelli d'allarme ci fanno andare in questa direzione. Certamente per molti aspetti il paragone ci sta bene. Un'ultima cosa, Presidente Garofolini, quale il suo appello alla comunità di via Altobello e agli agenti della Polizia Municipale? In questo momento bisogna tutti mettersi assieme e spingere perché queste situazioni non si degradano. Noi abbiamo sempre ulteriormente, scusa. No. Noi abbiamo sempre detto che c'è sempre il rischio che queste zone si trasformino in ghetti. Evitiamo che ciò accada, diamo un contributo, abbiamo il coraggio di denunciarlo e mettiamoci anche assieme per rendere pulita e migliore questa situazione, perché tutti hanno il diritto di vivere in pace, educare i propri figli e non sentirsi minacciati quando rientrano a casa. E vivere con dignità. E vivere con dignità, senza avere la paura anche che non si trovino occupati anche i propri appartamenti, perché molti anziani e persone con bambini piccoli in questo momento si sentono in pericolo. Grazie al Presidente di Adico, Carlo Garofolini, è tutto. Grazie alla nostra Anna Maria Parisi. Allora, pochi secondi di pubblicità, poi al rientro in realtà resteremo su Venezia per tornare sul caso Brugnaro. Tra l'altro un'altra notizia della giornata di oggi è che Giovanni Toti, il Presidente della Regione Lombardia, ha dato le sue dimissioni, anche lui travolto in un'inchiesta di appalti e corruzione. Il 2 agosto, sapete, Consiglio Comunale straordinario convocato proprio da Brugnaro. Ovviamente la presunzione di innocenza è d'obbligo ed è d'obbligo anche per noi, però insomma da segnalare il fatto che Giovanni Toti dal carcere abbia scritto una lettera e rassegnato le sue dimissioni da Presidente della Regione. A tra poco con Focus TG. Focus TG, buongiorno, ben ritrovati. Tutte le notizie del nostro Veneto con i collegamenti con le truppe sul territorio, e partiamo dalla notizia con cui ci siamo lasciati davvero pochi secondi fa, ovvero la lettera di dimissioni dal carcere. Giovanni Toti lascia l'incarico di Presidente della Liguria. Le mie dimissioni, dice, sono irrevocabili, l'ok al processo immediato. È una notizia che ovviamente domani mattina troverete in tutti i quotidiani nazionali, che in qualche modo ci riporta, proprio perché Toti è coinvolto in maxi indagine di appalti e di corruzione, in qualche modo ci riporta a quello che sta avvenendo a Venezia, il terremoto che ha scosso la laguna con l'arresto dell'assessore alla mobilità Renato Boraso e l'indagine che coinvolge anche il sindaco Luigi Brugnaro, sindaco al quale in tanti in queste ore stanno chiedendo le dimissioni. 2 sere fa le immagini dell'assemblea pubblica convocata dai cittadini e da diversi presidenti di municipalità, e poi contemporaneamente le opposizioni con il centro-sinistra riunito ha convocato una nuova assemblea a San Leonardo per lunedì 29, sempre per chiedere le dimissioni di Brugnaro. Ma intanto con le immagini andiamo a Campo Santa Margherita per ascoltare la politica e i cittadini. È nostro dovere a partire da oggi per costruire un'alternativa alla città.
Non basta chiedere le dimissioni, è il nostro dovere da subito, da oggi. Una piazza unita per invocare onestà, guardare oltre l'iter giudiziario, gettare le basi per riscrivere una nuova Venezia. È un'assemblea pubblica, quella organizzata ieri sera, che ha visto la partecipazione di tutte e 6 le liste di minoranza. Centinaia i veneziani presenti. Un fronte comune per andare a sopperire a tutti i vuoti che questa amministrazione ha dato. Diversi comitati e le associazioni, un fiume di applausi al grido dimissioni subito. Venerdì 2 agosto il sindaco dovrà relazionare nel corso del Consiglio Comunale. Noi ovviamente chiederemo e ribadiremo la necessità che il sindaco faccia un passo indietro. Non è possibile che, che a Venezia noi abbiamo un piano anticorruzione e quel piano anticorruzione è stato bellamente ignorato, come fosse un piccolo, diciamo, gadget da tenere in una sala da pranzo. Noi non abbiamo i numeri per far cadere il sindaco, ovviamente i mal di pancia però li abbiamo visti tutti. Siamo di fronte a un tale livello di commistione tra pubblico e privato, tra partecipate del comune e aziende private, che il sindaco dovrebbe dare le dimissioni anche per non bloccare la città. Io ho appena chiesto pochi minuti fa il commissariamento dell'ente di governo di Venezia, perché risulta evidente che da Venezia fino ad arrivare a Chioggia il trasporto pubblico locale sta saltando. Palpabile l'indignazione dei presenti in campo Santa Margherita. La folla ha lanciato un messaggio. Secondo me è fondamentale difendere la dignità di una città come Venezia, il cui interesse è stato svenduto da troppi anni a quello di privati. Lo si sapeva già prima, era già intuibile molto prima delle indagini che sono emerse in questi giorni, e credo che non sia più sostenibile una situazione del genere. È ora di protestare per questa situazione vergognosa, scandalosa, dove tutti i cittadini sono stati presi in giro. Poi bisognerà, oltre alla rabbia e al costruire un'alternativa, e dobbiamo metterci tutti insieme veramente. Stiamo cercando una persona onesta in cui credere, che non ci freghi in corso d'opera, che dichiari delle cose e ne fa delle altre. Noi abbiamo bisogno di avere fiducia, non di persone che sono tanto disposte ai compromessi. Dalla laguna al Piave c'è o meno il divieto di balneazione, ed è scontro aperto tra i due sindaci, quello di Macerata e quello di Spresiano, sull'opportunità di un decalogo di balneazione sul Piave. Sulla questione interviene anche l'assessore regionale Bottaccin, che dice in realtà ogni amministrazione ha la facoltà di decidere come crede. Io in realtà non mi sono detto contrario al decalogo, ci mancherebbe altro, purché si parta dal principio che il Piave non è balneabile. Nessuno vieta di andare al Piave a prendere il sole e magari ok, di bagnarsi i piedi, ma limitiamoci a questo e non prendiamo il Piave come il mare. Il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, lo dice chiaro e tondo: anche se fa caldo e le fresche acque del Piave inviterebbero ad un immediato e consono refrigerio, il fiume resta da evitare per varie ragioni. Tra correnti e cambi climatici le insidie sono dietro l'angolo. Dall'altra parte c'è il sindaco di Macerata, Lamberto Marini, che nei giorni scorsi ha emanato un decalogo su come comportarsi a tu per tu col fiume, anche in virtù dei gravissimi e recenti episodi costati la vita a numerosi giovani. Consigli di un buon padre di famiglia, anche scontati, dice il sindaco, come non tuffarsi se non si sa nuotare bene o se si è appena mangiato o assunto alcolici. Forse a Macerata il Piave allora è balneabile? Allora, che il Piave non è balneabile, a me non risulta che ci sia nessuna norma sovraordinata che lo dice. Ci possono essere state delle singole ordinanze di alcuni comuni che l'hanno appunto non vietato. Qui a Macerata noi non abbiamo nessuna ordinanza in questo senso. Noi abbiamo sostanzialmente due aree, una Salettuolo e una Candelù, che sono quelle un po' più frequentate da coloro i quali vanno al Piave. In queste due aree abbiamo ritenuto che la balneazione possa anche esserci, o quantomeno non ci sono in questo momento i presupposti per vietarla, ma dare magari dei buoni consigli, questo assolutamente sì. Se dopo si dovesse vedere che la situazione peggiora o cambia qualcosa, magari si valuteranno ordinanze di tipo diverso.
Al sindaco di Spresiano, quindi, cosa risponde Marini? Ognuno è libero nel suo territorio di fare quello che vuole, magari sarebbe stato bene che ci fossimo sentiti un attimino prima. I consigli valgono per tutti, valgono anche per chi si immerge a Spresiano o per chi si immerge altrove. Per dirimere la questione abbiamo chiesto all'assessore regionale Giampaolo Bottacin quale sia la regola da applicare. Lui ha confermato che ogni singola amministrazione ha facoltà di gestire la balneazione come ritiene più opportuno, essendo il sindaco competente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 116 del 30 maggio 2008. Allora noi adesso torniamo a Bassano, torniamo all'ospedale con la carenza di medici chirurghi, a rischio il regolare servizio della chirurgia vascolare. L'indagine della nostra redazione. La carenza di medici chirurghi presso l'ospedale di Bassano potrebbe mettere in grande difficoltà il regolare servizio di chirurgia vascolare. Si tratta di una situazione che rischia concretamente di condurre a una sospensione degli interventi chirurgici vascolari d'urgenza, fatto che cancellerebbe questo servizio in tutta l'area dell'ULSS 7 e che comporterebbe il trasferimento dei malati urgenti presso i distanti ospedali di Vicenza, Treviso e Padova. Sarebbe insomma l'ennesimo tassello di un puzzle viziato da una errata programmazione. A dirlo è la consigliera regionale Chiara Luisetto, che sulla questione ha presentato un'interrogazione in regione con i colleghi Francesca Zottis, Anna Maria Bigon e Andrea Zanoni. Ho interrogato l'assessore Lanzarin per capire che cosa si intenda fare di fronte alla situazione di criticità della chirurgia vascolare dell'ospedale di Bassano del Grappa, dove, a quanto si apprende, dopo una maternità e 2 cessazioni, l'organico sarà estremamente sottodimensionato, con soli 3 chirurghi vascolari in servizio oltre al primario e il rischio di dover sospendere gli interventi urgenti dall'estate in poi. Ci chiediamo qual è l'idea che la Regione ha del nostro ospedale e dell'ULSS 7, quale tipo di servizio si vuole dare ai pazienti. Riteniamo che il sottodimensionamento e la fatica con cui gli operatori sanitari, i medici stanno lavorando in questi mesi non sia più sostenibile e dunque vorremmo avere risposte sul futuro di questo reparto e degli ospedali della nostra provincia. A Bassano noi restiamo con le immagini dei lavori completati come da programma. Ha riaperto ieri la pista ciclopedonale sud del Ponte della Vittoria. Lavori completati e, come da programma, oggi ha riaperto la pista ciclopedonale sud del Ponte della Vittoria. È stata finita l'ingresso, le 2 ingressi, ingresso uscite a seconda da dove si prende la strada, per quanto riguarda la ciclopedonale a sud, completata come quella a nord. Adesso abbiamo questi 2 percorsi messi a nuovo, manca da terminare l'illuminazione pubblica e poi questi sono completamente usufruibili, pertanto non ci sono più le sconnessioni che c'erano precedentemente e adesso con i passaggi pedonali che verranno rifatti ci sarà tutto un passaggio in sicurezza da nord a sud e da est a ovest del ponte per quanto riguarda la mobilità debole. Per quanto concerne la parte inferiore del ponte, l'amministrazione sta avviando la pratica di gara per la progettazione dei lavori, inizio cantiere previsto nel 2025, ma senza nessun tipo di ripercussione sul traffico e sulla viabilità. Tutto a posto dunque? Non proprio, perché all'imbocco della ciclopedonale numerosi cittadini ci hanno segnalato questa situazione di incuria. Un peccato veniale, è vero, ma proprio per questo il rimedio potrà essere veloce e rapido. Noi raccogliamo la segnalazione per portarla, come sempre, all'attenzione di chi di dovere. Allora abbiamo anche la risposta dell'ULSS in merito alla denuncia di carenza di medici chirurghi all'ospedale di Bassano. In relazione all'attuale temporanea carenza di medici leggiamo le parole esatte dell'ULSS, della chirurgia vascolare. La direzione ha attivato tutti gli strumenti possibili per il reclutamento di nuovi specialisti tramite le procedure di concorso di azienda zero, che attraverso procedimenti aziendali di reclutamento ai quali tuttavia non ha risposto alcun candidato. Tra
trattasi evidentemente di una situazione contingente che va contestualizzata in un momento storico dove è ben nota la difficoltà di reperimento dei medici. Dunque il concorso è stato fatto ma non si è presentato nessun candidato. Siamo ora nella cronaca giudiziaria. Il delitto di Varago di Macerata, lo ricorderete, fu ucciso Elia Fiorindi, il 19enne che uccise Aymen Adda Benamou è stato condannato per omicidio volontario. Ieri la sentenza per lui, 10 anni. Si è chiuso il processo in abbreviato a carico di Elia Fiorindi, il 19enne che l'11 maggio 2023 uccise con 4 coltellate a Varago di Macerata il 17enne Aymen Adda Benamou. Il giovane è stato condannato per omicidio volontario a 10 anni di reclusione, oltre al pagamento di 310.000 euro di provvisionali per i familiari. Sentenza emessa dal giudice dell'udienza preliminare Piera De Stefani, che ha ridotto la pena di 12 anni richiesta dal pubblico ministero Davide Romanelli. Bisognerà attendere ora le motivazioni, spiega l'avvocato Crea, per capire cosa ha fatto propendere il giudice per la volontarietà dell'omicidio. Sapevamo che eravamo su un crinale, era un fatto che certamente è al limite tra la legittima difesa o eccesso colposo della legittima difesa e l'omicidio volontario, tenuto conto delle zone colpite, dell'intensità dei colpi, e quindi probabilmente il giudice ha ritenuto prevalenti questi elementi. Non avrebbe inciso la questione dibattuta in aula sul coltello tenuto in mano anche dalla vittima. Nelle motivazioni capiremo quanto e se si è tenuto conto. Effettivamente così solo con la volontarietà non basterebbe quello, ecco, l'elemento ad escluderlo, però attendiamo le motivazioni per capire quanto peso ha avuto per il giudice la presenza del coltello. Elia Fiorindi, accompagnato dalla mamma, ha ascoltato la sentenza lapidaria alla madre all'uscita dell'aula. Ognuno ha fatto il proprio lavoro, cercate di capire, ha aggiunto, allungando il passo per allontanarsi dal tribunale. Lui è sereno anche perché obiettivamente come pena di omicidio volontario non è certamente una pena particolarmente rigorosa. Subito annunciato il ricorso in appello. Siamo convinti che Elia abbia agito in uno stato di legittima difesa, forse eccedendo nei colpi dati ad Aymen, però sicuramente il nostro dovere e la nostra convinzione è quello di proporre le nostre tesi anche davanti alla Corte d'Assise d'Appello. Al giovane sono state accordate le attenuanti generiche e gli è stata tolta l'aggravante della minore età della vittima, in quanto non poteva esserne consapevole. 10 anni non è una pena congrua per un fatto così grave. In tribunale c'è la rabbia del papà di Aymen. L'avvocato Meneghetti dice invece soddisfatti per l'imputazione. Il papà di Aymen, Amin Adda Benamou, dopo la lettura della sentenza è uscito subito dall'aula, amareggiato perché 10 anni non sarebbero una pena congrua. Non era presente la moglie e mamma della vittima. Troppo dolore, troppe lacrime. Ha preferito attendere la sentenza nel suo paese, circondata dall'affetto dei parenti. Elia Fiorindi gli ha tolto il bene più prezioso, ci dice l'avvocato Meneghetti. È chiaro che la parte offesa guarda anche a quella che ritiene la giusta retribuzione per colui che ha commesso il fatto e che ti ha tolto il tuo figlio, ed è assolutamente comprensibile e giustificabile l'amarezza. Soddisfatti gli avvocati per quanto riguarda l'imputazione omicidio volontario. Nel corso delle indagini siamo riusciti ad arrivare alla imputazione di omicidio volontario e siamo poi riusciti a sostenere e a dimostrare che non c'era stata alcuna ipotesi di legittima difesa da parte di Fiorindi, e quindi abbiamo ottenuto una condanna per omicidio volontario, che è il giusto riconoscimento di come sono andati i fatti. Sull'entità della condanna dice: naturalmente la legge italiana prevede determinate dinamiche che forse dalla parte dei genitori di un ragazzo di 17 anni ucciso può non sembrare magari quello che potevano aspettarsi, però congrua. Tuttavia questo è la normativa e questo noi la rispettiamo come legali. L'avvocato Capraro spiega che questa sentenza è solo il primo tempo di una vicenda giudiziaria che non finirà qui. Mi aspetto un secondo tempo, ecco, non è detto che anche la parte civile magari non si inventi di impugnare anche lei, ma comunque sono sicuro che questo è solo il primo tempo, quindi ci saremo per il secondo.
Quindi per chiedere di più di questi... La procura ha chiesto 12 anni, ripeto, e la difesa fino all'estremo ha chiesto riconoscimento della legittima difesa. Quindi penso che né uno né l'altro rinunceranno alle loro pretese, alle loro richieste, e in mezzo c'è la parte civile che chiaramente faremo la nostra parte. Rimane una tragedia che si è consumata in un contesto di degrado, una lite iniziata per la cessione di droga, poi degenerata e terminata nel sangue. Ci spostiamo a Porto Tolle, dove sono riprese già questa mattina le ricerche di una persona dispersa alla foce del Po di Pila, le ricerche appunto già iniziate. Ieri mattina un uomo era stato visto inabissarsi con una piccola imbarcazione da una guardia giurata che ha dato l'allarme chiamando i vigili del fuoco. I pompieri hanno cercato ieri per tutto il giorno con personale da terra, imbarcazioni dotate di sonar, sommozzatori. Da Venezia e da Vicenza sul fiume si è anche alzato in volo l'elicottero Drago 149 sul posto, anche Polizia di Stato e Carabinieri. Fino ad ora le ricerche non hanno dato esito positivo e puntualmente sono ripartite questa mattina. Ora siamo al giallo della morte di Alex Marangon. Era la notte tra il 29 e il 30 di giugno. Il ragazzo giovanissimo aveva partecipato ad una sorta di rito sciamanico all'abbazia di Vidor. I genitori continuano a cercare la verità. I prossimi accertamenti tossicologici molto specifici si spera possano fare chiarezza. Il mistero della morte di Alex Marangon: a giorni verranno effettuati gli esami tossicologici per accertare se il 25enne di Marcon avesse assunto qualche sostanza durante il rito sciamanico, un accertamento importante che potrebbe rivelarsi fondamentale per sapere cosa sia accaduto all'abbazia di Vidor la notte tra il 29 ed il 30 giugno scorsi. L'autopsia non ha escluso nell'ipotesi di omicidio, riscontrando lesioni compatibili con il pestaggio nella pista della caduta accidentale, ed anche gli accertamenti sul luogo non hanno portato all'individuazione di elementi che consentissero di capire con certezza cosa sia successo. La famiglia di Alex Marangon si è affidata a Donata Favretto, esperta tossicologa forense dell'Università di Padova, ex componente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, una delle massime esperte in questo tipo di indagini. Accertamenti tossicologici in grado di individuare le sostanze anche a distanza di diverse settimane, come in questo caso. Gli strumenti oggi della patologia forense sono molto complessi, molto sofisticati, quindi si tratta di analisi molecolari, tossicologiche, che certamente consentono di ottenere le informazioni necessarie. Tenete conto che i liquidi sono stati prelevati nel momento poi in cui i colleghi, credo sia il dottor Forlaneto, abbia svolto appunto l'incarico peritale. Quindi direi di sì. Quindi anche nel caso di una sostanza di origine naturale come l'ayahuasca? Certamente, qualunque sostanza può essere determinata, cercata e determinata. Prossime settimane per l'estate, ok? Allora, uno potrebbe essere... Sì, scusatemi, allora andiamo in pubblicità, pochi secondi di pubblicità e poi ripartiremo da Belluno. Focus TG, buongiorno, ben ritrovati ancora. Allora, adesso vi raccontiamo della famosa pasta asciutta antifascista andata in scena la scorsa sera in diversi comuni del Veneto, a Treviso così come a Padova, organizzata dalla CGIL e da ANPI, con la presenza evidentemente anche del Partito Democratico. Il caso di Belluno è un caso particolare perché nel manifesto c'era il patrocinio anche dei comuni di Belluno e Feltre, che in merito alla vicenda si sono appellati alla poca chiarezza nella comunicazione e hanno fatto dietrofront. Deve essere stata una bella sorpresa, o forse non bella, ma di certo una sorpresa, quella dei sindaci di Belluno e Feltre quando hanno visto sul manifesto della pasta asciutta antifascista di oggi, organizzata dalla CGIL, il logo dei rispettivi comuni come patrocinio all'evento. Fulmineo il dietrofront: abbiamo concesso il patrocinio relativamente al convegno Benessere e Qualità della Vita, fa sapere il sindaco di Pellegrini in una nota pubblicata a mezzo stampa, riferendosi alla tavola rotonda a tema sociale prevista per oggi alle 16, a cui erano stati
stati invitati i 2 primi cittadini, e aggiunge: non ci è stato detto nulla della cornice in cui il dibattito era inserito. A fargli eco il comune di Feltre, che ha definito fuorviante l'uso del logo dell'amministrazione nella locandina della giornata. Dibattito sì, pasta asciutta antifascista no, in sintesi. Alla fine nessun rappresentante politico ha partecipato al dibattito, e da De Pellegrin resta una nota di amarezza nell'accusa di strumentalizzazione continua di qualsiasi tema potenzialmente divisivo. Non si fa attendere la risposta del sindacato. Noi non abbiamo assolutamente strumentalizzato nulla. Per noi era normale invitare i sindaci al convegno che organizziamo in questa giornata, e nella relazione era specificamente indicato in quale giornata si teneva il convegno, che è la giornata del 25 di luglio, in cui si ricorda la caduta di Mussolini e purtroppo la tragedia della famiglia Cervi voluta dal fascismo. Un fuoco incrociato che all'origine vede probabilmente un malinteso. Certo è che si tratti di un tema, l'antifascismo, da sempre sensibile all'interno delle alleanze di centrodestra, così come è vero che l'appuntamento cada in una data tutt'altro che casuale per chi conosce la storia. Resta il fatto che per De Pellegrini il tema sociale avrebbe meritato il supporto di tutti e non, come riporta la nota, essere assimilato ad altre iniziative denegatamente associabili a battaglie di parte, e non debba perciò subire derive ideologiche. Forse dimentico della tutela sancita costituzionalmente della lotta e ripudio a ogni forma di fascismo. Torniamo a Bassano del Grappa, dove è stato ritrovato il contenitore del mais anticoncezionale per piccioni che era stato rubato la scorsa settimana. È stato ritrovato a poche decine di metri da dove era stato rubato il serbatoio del distributore automatico di mais trattato per piccioni, preso di mira dai vandali ad inizio settimana. Con ogni probabilità gli autori del gesto avranno pensato di restituirlo lasciandolo appoggiato sopra ad una delle panchine di via Brigata Basilicata, poco più a nord del monumento del generale Giardino. Il contenitore, come ricorderete, era stato rubato dal distributore di mangime anticoncezionale per colombi posizionato in Viale delle Fosse. La postazione ora verrà ripristinata quanto prima. Prezzi di frutta e verdura alle stelle, il nostro viaggio al mercato, però insomma i bassanesi scelgono di continuare a consumarla, comprarla e consumarla. Non c'è tantissima gente ai banchetti della frutta e della verdura al mercato. Perché? Perché i prodotti hanno subito un rincaro e i bassanesi hanno preferito centellinare le spese. Questo è quello che emerge dalla nostra inchiesta giornaliera qui al mercato di Bassano del Grappa, dove comunque a frutta e verdura non si rinuncia, ma dove si preferisce comprare di meno e puntare tutto sulla qualità. Secondo lei sono rincarati i prezzi? Sì, abbastanza. Più la frutta, la verdura, che cosa in particolare? La frutta. Secondo voi frutta e verdura sono aumentate, costano di più? Sì, secondo me sì. Però se pago per la qualità va benissimo. Signora, frutta e verdura più care rispetto all'anno scorso, ad esempio? Certo, ma c'è stato un momento in cui erano ancora più care, adesso stanno un pochino, diciamo, sistemandosi i prezzi, però comunque rimangono molto cari. D'altra parte penso anche a chi coltiva, che ha tanti costi, per cui insomma bisogna anche accettarlo. Tutto costa di più. Non solo frutta e verdura, sì, frutta e verdura sì. Ma si rinuncia o magari si compra di meno? Rinunciare è impossibile. Sì, cerchi un po' di stringere la cinghia. Il triplo. Triplo? Triplo. Lei si è accorta dell'aumento dei costi di frutta e verdura? Sì, certo, penso come tutti i costi, anche nei supermercati, anche al mercato, ovunque, insomma. Si rinuncia però a questi prodotti o magari si punta a comprare di meno, si punta più sulla qualità? No, per quanto mi riguarda io punto sulla qualità e comunque mantengo sempre un consumo più buono di verdura e di frutta anziché carne. Fai insomma quello che puoi, sia un po' per agevolare secondo me gli agricoltori che comunque saranno, se smettono di lavorare loro, noi comunque non andiamo tanto bene e anche comunque e magari preferendo appunto acquistare da loro anziché nelle grandi catene, insomma, ecco.
Restiamo ancora nel Bassanese per raccontarvi l'ennesimo tentativo di truffa ai danni di un anziano. Finti tecnici dell'acqua, uno vestito da poliziotto, hanno cercato di intrufolarsi in una casa. E poi ascoltiamo la risposta di Ettra. Sono arrivati con un'auto bianca con sopra un lampeggiante. Uno di loro indossava una divisa da poliziotto. Si sono presentati in un'abitazione di Colceresa fingendosi tecnici di un fantomatico ente per il controllo della qualità dell'acqua, senza però mostrare nessun tesserino o lettera di incarico. Dobbiamo prendere dei campioni dal rubinetto perché nell'acquedotto sono state sversate delle sostanze nocive. Così hanno detto alla loro vittima, insistendo per farsi aprire casa e chiedendo anche di spegnere tutti i dispositivi elettronici e i cellulari perché pericolosi. Richieste che all'anziano sono sembrate subito molto strane, come ha confermato anche al sindaco di Colceresa che l'ha contattato telefonicamente. Si è sospettito perché vedeva che la situazione non era normale, non capiva perché ad esempio lui avesse questo problema di sostanze tossiche all'interno dell'acquedotto, quando in realtà il problema lo dovrebbe aver avuto anche il vicino di casa. Poi altre cose, più che altro quello che mi ha detto questa persona è stata il continuo cambio di versione sulle cose, perché avevano capito che la persona che aveva davanti non era un anziano sprovveduto, ma una persona lucida e che aveva capito che la cosa non tornava. Infatti l'uomo ha prontamente chiamato Ettra, i carabinieri e la polizia locale per denunciare il tentativo di truffa. I due finti addetti nel frattempo si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce. Non aprite mai le vostre abitazioni se non siete sicuri delle persone che avete davanti. Il comune non fa rilevazioni senza aver avvertito. Ettra, i vari enti non escono senza aver avvertito e anche in questo caso adesso voglio dire è allarmante il discorso della persona con la divisa della polizia e anche lì chiedete sempre conferma, fate una telefonata in più, la porta lasciatela chiusa. Ieri due persone con un'auto bianca si sono recate a Colceresa presso un'abitazione e hanno cercato di truffare gli abitanti presentandosi come tecnici che dovevano verificare la qualità dell'acqua perché a loro dire era stato immessa erroneamente un inquinante, un prodotto chimico all'interno che poteva fare del male alle persone. Ecco, vi volevamo avvertire che nessun tecnico di Ettra sprovvisto di tesserino si reca presso le abitazioni dei cittadini e soprattutto nessun tecnico è autorizzato a entrare dentro le case e a verificare la qualità dell'acqua all'interno delle case perché noi ci limitiamo a controllarla fino al limite del contatore. In ogni caso vi invitiamo a chiamare immediatamente per verificare se ci sono davvero dei problemi di inquinamento il nostro numero verde che è 800 566 766. Ed ora siamo a Venezia con un servizio dedicato alla Banca degli Occhi, gli interventi sulla cornea. L'oculistica veneziana è leader nei trapianti endoteliali, il balzo in avanti degli innovativi trapianti grazie alla collaborazione tra la Banca degli Occhi e l'oculistica dell'ULSS 3. Serenissima. L'oculistica degli ospedali di Venezia è maestra e sta compiendo progressi significativi nei trapianti endoteliali grazie alla collaborazione con la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto. Le tecniche DISAEC e DIMEC che consentono il trapianto selettivo dello strato interno della cornea stanno superando i trapianti tradizionali. Vantaggi ottenuti grazie alla Banca degli Occhi che prepara i tessuti precaricati per ridurre i rischi in sala operatoria. Nel primo semestre 2024 sono state 1211 le cornee preparate per interventi DISAEC e DIMEC contro le 1063 preparate per gli interventi in cui viene trapiantata la cornea intera. Venezia è al primo posto per l'invio di tessuti corneali per la tecnica DIMEC. L'oculistica dell'ospedale San Giovanni e Paolo, guidata dalla dottoressa Franca, è leader in Italia per le richieste di tessuti corneali per trapianti endoteliali. E a seconda del problema che ha la cornea noi possiamo customizzare, quindi fare un trapianto, quindi togliere e cambiare il pezzettino di cornea che è malato. Allora possiamo fare
due tipi di intervento, si chiama trapianto endoteliale. Trapianto endoteliale DISEC, cioè un pezzettino di endotelio con anche lo stroma che è preparato dalla banca degli occhi, è come una lamella affettata e che mettiamo nell'occhio, oppure solo le cellule endoteliali, quindi un sottile strato di cellule della cornea che vengono sempre distribuite dalla banca degli occhi e che vengono inserite al posto delle cellule malate. Questi risultati riflettono l'attrattività e l'eccellenza delle oculistiche dell'ASL 3 Serenissima, che attirano pazienti da fuori regione in cerca di cure altamente professionali. Questa è una grande opportunità che si mette a disposizione per tutto il territorio veneziano, ma direi, considerato che quasi l'80% delle cornee impiantate in Italia provengono da qui, è un grande contributo a tutta l'oculistica italiana. L'oculistica dell'ospedale dell'Angelo di Mestre è al 9° posto per gli interventi DIMEC e al 6° posto per i trapianti DISEC. In futuro la speranza è di poter curare i pazienti con la terapia cellulare. La ricerca è in piena evoluzione. Saper moltiplicare le cellule di un certo donatore ci permetterà, speriamo in tempi ragionevoli, di produrre più terapie, quindi per più persone, a partire da una singola donazione. A 8 secoli da quando San Francesco ricevette le stimmate mentre si trovava a Laverna, un gruppo di 25 giovani ripercorrerà quel cammino a piedi. I ragazzi partiranno domenica dalla Basilica del Santo di Padova. In cammino, insieme, lungo un percorso di circa 80 chilometri, calcando i passi lasciati da San Francesco e da tanti santi francescani con un compagno speciale, Sant'Antonio. È il viaggio che stanno per intraprendere 25 giovani che domenica 28 luglio partiranno dalla Basilica del Santo diretti a Città di Castello, da dove inizieranno il cammino che li porterà al santuario della Verna, dove San Francesco, nell'estate del 1224, 8 secoli fa, in un momento di grande sofferenza nella relazione con i confratelli, ricevette l'impressione delle stimmate, il sigillo di Cristo nel suo corpo, primo santo ad averle nella storia della cristianità. I giovani saranno accompagnati dai frati del Santo da Città di Castello, passando per Citerna, San Sepolcro, Monte Casale, Montagna, Cerbaiolo per giungere alla Verna. Il gruppo avrà modo di incontrare eremi e borghi tra i più belli d'Italia in un tratto del cammino di Sant'Antonio nell'ambito del progetto Antonio 800 che sarà raccontato nelle pagine social. L'arrivo alla Verna il 2 agosto è per tutti una data speciale. È infatti la festa del Perdon d'Assisi, che ricorda la misericordia di Dio che accoglie la nostra vita con tutte le sue ferite, offrendo una rinnovata speranza. Buon cammino. Buon cammino. E allora con questo bel servizio della nostra Chiara Gaiani noi concludiamo questa edizione di Focus TG che torna puntualmente domani alle ore 12. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buona giornata con i programmi di Rete Veneta. Arrivederci.